eccoci qua in questo giorno così meraviglioso dove ricevi comunicazione dall'Auditel direttamente. Avete sbancato nel mondo 120 milioni di persone che ci seguono. Perché in Sicilia ci sono 120 milioni. In Sicilia sono quasi 5 milioni di persone. Mi sembra che tu calchi un po' la mano. No, dai, No? è la verità. Saluto la camera che ci osserva. Certo, ci mancherebbe altro. La mia camera. L'altra camera. Saluto la camera dell'artrosi cervicale. Certo, si chiama così, dell'artrosi cervicale. E questa non si capisce perché E è poi, Anica. Vabbè. cosa c'è vicino Cefalù? C'è vicino Taormino, un paese che si chiama Che cosa? Un paese che si chiama? Le Toianni. E salutiamo zio Gianni. Poi serviamo per parlare con zio Gianni. Ciao zio. Possiamo iniziare a cucinare, Sì. per favore? Cioè, dico, capito? Allora, Maria, che ti piace sana? Allora, e lo lasci. E lo lasci. Oggi, quando uno dice ti prendo a bastonate, Che dice? e se sono bastoni piccoli, ti prendo a A bastonetti, a baston. bastoncini. Brava, oggi facciamo Non lo volevo dire, bastoncini. ragazzi. Non lo Facciamo volevo dire. bastoncini di maiale e bastoncini di verdure. Esatto, quindi Spostiamo famosissimi non li questa- facciamo? Non li facciamo noi. Non li facciamo quelli famosissimi? No, non li compriamo. Bastoncini? No, Ma li come non li facciamo. compriamo? Non li compriamo. Ma li comprano tutti, si E sa. noi non li compriamo. Allora il bello della nostra trasmissione qual è? Perché la nostra trasmissione piace? Perché? Perché facciamo fare delle cose Perché che la gente facciamo dice, tutto noi, spesso ma perché si io. possono fare queste cose? Ma perché si possono fare queste? E noi li compriamo già pronti, surgelati. E noi diciamo no, ce li facciamo i bastoncini. Chi ha detto no, ce li facciamo? Io. Ah, tu? Ok. Dai, ora voglio svelare una cosa. Non è vero, fa la parte perché mi telefona, anzi non dico mi telefona e mi dice Totino come si fa questo, 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 questo e questo e lo fa lei a casa. Non è vero, ragazzi. Vero, vi giuro, poi mi chiama suo marito. Vorrei e mi- perdere la mia reputazione. Mi chiama suo marito e mi dice la vuoi smettere di dargli ricette che una non le riesce. Guarda Dai, che sto facendo. i bastoncini tutti misto li di comprano. verdure Fate auto. e le verdure sono, poi le troverete in didascalia oppure su Sicilia Play, sul Brava, nostro canale YouTube. brava. Dico fate outing a casa, Sì. ditelo. Ditelo, fate autisti a casa. Ma che autisti? Quelli che fanno l'outing, hanno l'outing perché sono autisti. Hai visto? Ho messo un misto che è cipolla, Sì, sedano, Peperone. ripetiamo, cipolla, peperone, zucchina, melanzana, patata e broccolo. di tutto e di più. Vabbè, broccolo che poi per voi broccolo è un altro, mi correggo, cavolfiore. Cavolfiore. E li abbiamo messi qui, mi serve del sale, mon amour, Eccolo qua. di user, mon amour. Così andiamo a salare in questo modo. Del rosemary, mon amour. Eccolo qua. Stavolta non ci preoccupiamo di triturarlo, sai perché? Perché? Perché poi andremo a frullare tutto Ah, ok. per Quindi va fare bene il così. composto che ci servirà per fare questi bastoncini di pesce. Per cui iniziamo così. Deve salire molto 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 assai. Nel frattempo loro stanno andando avanti. Mi Sì. erano rimasti in frigorifero delle fave secche Sì. cotte e gliele vado a buttare giù così. Che le metti là, così. Ok. La fava sai che ci dà? Ci farà molto da collante. Collante nella ricetta, capito? E andiamo. Quanti a denari? mescolare così. Eh? Quanti denari? Chi non l'ha capita non mi interessa. Io torno, va bene, però sapete qual è il problema? Dai, era carina. La battuta era, io ho detto le fave fanno da collante. E lei che ha detto quanti denari? E certo, i collanti. Perché i collanti vanno a denari. Da collante vuol dire appiccicamento che non va a denari. E stiamo andando alla via così. Sì, Si poi cucineranno, dobbiamo farli proprio prendere di Stracuocere? acotturamento. Di Stracuocere. no, stracuocere no. Si devono senza liquidi, come hai visto non abbiamo messo liquidi. non metti cioè, niente, no, perché? No, perché poi dobbiamo fare un composto che sia denso, omogeneo, per fare i bastoncini si di cucinano pesce. così senza nulla? Sì, mi dai del pepe per favore? Certo. Va bene, vai. Va bene così. Va bene. E poi mi dai che c'è dell'aglio in polvere. Eccolo qua. Se gentilmente me lo dai.
Poco, giusto? Pochino? Sì, sì, una spruzzatina. Ecco, Un altro così? poco, un altro poco. Ecco, va bene. Questo volevo io. Quindi, allora, questi cuociono così, è un stanno mix di cucinando verdure, abbiamo aggiunto le fave del Facciamo giorno andare prima. avanti questo composto. Ma Nel dico, se frattempo, non abbiamo le fave lo possiamo fare anche senza, con no? le Solo lenticchie con le verdure. secche, qualcosa di secco mettetelo, ci perché sta. va a addensare. Poi lo andremo ad addensare con l'amido di mais che è necessario, però adesso facciamo così. Adesso sai che ci facciamo? Intanto ci tagliamo i bastoncini, I bastoncini. di maiale. Facciamo, ve lo fate fare dal macellaio se non ne siete pacaci. Il bastoncino deve avere questa dimensione, così. Ricordate che tutto ciò che non utilizziamo per una preparazione può essere utilizzato per altre Questo che preparazioni. cos'è? Un filetto di maiale? No, questa è coscia. Coscia. Io uso molto la coscia perché è una parte che è molto magra, però ha quei filetti di grasso necessari all'interno che servono, vedi? Facciamone un altro così. Questo lo mettiamo qua, ci prendiamo, se volete, la misura. La parte centrale Così. proprio, no? E così. E abbiamo fatto i bastoncini. Adesso, mentre qui continua, vedi? Vedi il che fondo non di c'è cottura niente? c'è. Esatto. Guarda. Vedi? Adesso mettiamo un altro poco di olio, mettiamo olio che non avevamo messo. Va bene? Così, sì, un altro poco, per favore. E voilà! Ecco. E siamo qua. Ma senti che profumo, no? Sì. Mi dispiace che non si possa sentire il profumo, ma con l'intelligenza artificiale lo sentiremo il profumo. Veramente, veramente. Tu non vai mai a fare la spesa in quel supermercato, quello là, no? Quale? C'è un supermercato, Quale? ma non ci puoi andare tu. Ma qual è? E non lo posso dire, poi te No, lo l'ho dico in capito, privato. ragazzi, l'ho capito. Esatto. Allora, a questo punto Quanto sei spiritoso. facciamo una cosa. Andiamo a preparare il composto che dobbiamo utilizzare per fare i bastoncini. Ci togliamo dal fuoco, scusami. Quindi questo va bene così, adesso lo frulliamo. Adesso giusto? lo andiamo a frullare, esattamente. La caratteristica deve essere che, come vediamo, è bello denso. Ma lo cremificheremo ancora di più. Lo sai? Alla via così, Ecco. così. La cucina dice, ma oggi non ho più tempo, non c'ho tempo. Non è vero, il tempo si trova per la cucina se uno vuole. Se c'è l'amore si trova, dai. Ma il desiderio è sempre buttato dentro la cucina. Tutto il tempo. Sempre, sempre. E voilà. Diamo una bella smaciucchiellata. Allora, quindi questo lo rimetti Ecco, in padella lo di rimettiamo nuovo, in tutto padella, frullato. tutto frullato. Quindi mix di verdure, possono scegliere anche quelle che vogliono, giusto? Un po'? Assolutamente, certo, quello poi a gusto. Noi ci cosa puoi abbiamo mettere messo? Abbiamo messo la patata, il peperone, la zucchina, la cipolla melanzana, c'era? la cipolla, La melanzana le fave secche e basta. e basta. Il cavolfiore c'era E il anche. cavolfiore. Li mettiamo sul fuoco, Rosmarino abbiamo messo. sì, e prepariamo l'amido di mais Ah. per poter addensare. Vuoi Mi un dai un cucchiaino? cucchiaino, grazie. Mettiamo un poco d'acqua nell'amido di mais e lo stemperiamo così. Visto? E ora ti faccio vedere cosa succede. Stemperiamo questo qui, lo abbiamo messo e andiamo ad addensare questo prodotto qua. Dobbiamo abbassare il fuoco, lo abbiamo abbassato e facciamo incorporare l'amido di mais. Così. Lo potete fare con l'acqua, se avete problemi di lattosio, se no lo fate con latte. E se avete problemi di lattosio lo fate pure con latte senza lattosio. Infatti. Allora, quando se si no non lo vede... fate, li comprateli. Quando si vede che il composto è pronto, quando metti un amido, una besciamella, una cosa, un addensante,
Facendo così si deve vedere la pentola. Ah, Vedi? ok. E allora già lo abbiamo addensato. Chiaramente, che è una bugiarda da morire, chiaramente. No, ragazzi, basta. Era bella questa. Dai, dimmi, ora sinceramente, dimmi se non era bella. Questa è poesia, chiaramente, perché diceva bugie, ma lei non lo capisce. Torna. Guarda, solo per l'assaggio torno. Se torni ti canto una Sia canzone. chiaro, no, non la voglio cantata. Dai, non la voglio felicità. cantata. Non la voglio cantata. Torno solo per l'assaggio. Ok. E allora, guarda, vedi che alla palettata la padella è libera, è pronto, si è addensato. Però chiaramente non lo possiamo usare, per cui dobbiamo lo mettiamo in un piatto, più aperto sta meglio è. E noi l'abbiamo già preparato, Così. immagino, giusto? No? Esatto, la parola magica la volevo io me l'ha rubata. Noi che abbiamo fatto, L'abbiamo Desiree, già la magia che preparato. c'è in cucina che fa? E sono i tempi televisivi, non ce l'abbiamo, ragazzi. Dobbiamo spiegarvi quante più cose Ecco, possibili abbiamo messo nel così. minor tempo possibile. Chiaramente adesso lo vedete di questo colore, ma Quindi- raffreddando tende a scurire. Allora, quindi da questo momento in poi il procedimento è questo, lo dobbiamo, Ok. senti, lo dobbiamo distendere, Sì, mettere distendere così com'è e fare raffreddare. distendere in un piatto Per piano. cui se li dobbiamo fare la sera è meglio che li facciamo a Ma pranzo. far raffreddare quindi in frigorifero Anche proprio? in frigorifero, però non frigorifero. mettetelo quando è caldo. in E il frigorifero. risultato qual Ma è? la magia, ti faccio Prego. vedere qual è la magia. E Il risultato è questo. Qui c'è la magia. Ecco. Hai visto? Bene, quindi Quindi andiamo a preparare sia i bastoncini di pesce che i bastoncini di verdure. Così vogliamo fare mangiare verdure ai bambini? Prepariamo questo. fate bastoncini. Va bene? E cominciamo a fare cosa ci serve per preparare i bastoncini. Dai, Ci predisponiamo, serve una predisponiamo. bolla Allora, una dove bolla. rompiamo 3 uova. Dai, vuoi che faccio io? Sì, ti aiuto pure io. Due e un altro. E mentre Desiree sbatte le uova, noi mandiamo i consigli per i consigli. Consigli Sbatti, per i dillo mentre consigli. sbatti. dillo- Consigli per i consigli e No, tra devi poco... tremare un poco, se non si capisce che sbatti. devo fare? Devo tremare? Consigli per i consigli, No, ci non troviamo- devi per i consigli perché stai sbattendo. No, dai, non Così ce la fa, faccio è a fare meglio. queste Consigli cose. per i consigli. Dai, Uova, farina, uova, pangrattato. Dai, ti aiuto. delicatamente se no si rompono. Non ti innervosire, dai. Deve andare prima sulla farina, te l'ho detto prima, questo non va prima nell'uovo, vedi? Va no? prima nella farina. Questo prima, allora è cambiato il jingle, È cambiato, scusami. Com'è? Farina, uova, pangrattato? Brava, farina, uovo, pangrattato. In questo caso, Sì, farina, uova, pangrattato. esatto. Voilà. E certo, la confondo la maestra. Vai. Vai. Infarina Ah, non hai gliel'hai sbagliato, messo. no. Va bene, dai, non ti Mi hai preoccupare. confuso, Sì. basta. No, era un must. Uova, Sì. farina, uova, pangrattato. Non puoi cambiare tu le cose a piacimento tuo. Esatto. Vedi perché non si mette l'uovo prima? Non stanno venendo Perché bene. rischiamo di prendere. Hai visto? Ma come fa a fare? Non ci siamo. Vedi perché non si mette Andiamo in l'uovo? pubblicità, Ma basta. già fatta la pubblicità. E adesso sai che facciamo? Che facciamo? Passiamo, perché noi queste devono riposare sempre e noi le abbiamo già pronte, Ah, riposate. quindi Per tutto cui questo traffico era inutile? togliamo tutto e passiamo alla frittura. Mm. Guarda, ben pulito, cominciamo con i bastoncini di verdura. Vai, vai capitano. Capitano chi è? Capitano, quello dei bastoncini, quello famoso. Non ho capito. Dico, va, io rimando sempre alle mie amiche a casa. La E soluzione invece c'è, ragazze, non disperate. dovresti incoraggiare invece e dire vedete com'è bello farli, vedete quanto è bello. Vabbè, ecco. certo, se li fai tu, bellissimo. Ah, ho capito. Bravo. Allora, quindi, Quindi stanno bastoncini il di tempo che verdura stanno in friggendo cottura. e prendiamo Ma prima, bastoncini di verdura in cottura. bastoncini di verdura in cottura, fa pure rima. Brava.
Siccome questi sono un prodotto già cotto, l'olio ben caldo, che ora lo facciamo scendere però, fanno bene. Quelli di verdure. Quindi questi sono quelli di verdure Oh yes. che ho tagliato io. Sì, tutti e due le hai fatte. E voilà. Meravigliosi. Ora facciamo scendere un poco la temperatura dell'olio. Sì, gli Facciamo? soffriamo un Soffri un poco. po'. Facciamo scendere la temperatura perché andiamo a mettere i bastoncini di maiale che invece hanno bisogno di una certa cottura. Così, Eccoli. così. Con la nostra panatura formidabile. Com'è qua? Meraviglioso. Maillard non c'è qui? No, qui c'è sua sorella. Sua sorella, come si chiama? Sayard. Sayard. Frigiage. Sayard. Questo. Gentilmente lo passeresti dietro? Vabbè, gentilmente, cioè. Ci siamo ragazzi. Vuoi un piatto? No, no, sì, un altro come quello che c'è, un altro come quello che c'è. E mancherà ancora quanto secondo voi? Quanto? Secondo voi quanto? 3 minuti. Non lo so, secondo voi quanto? 3 minuti. 3 minuti? L'hai indovinato? Secondo voi mancavano solo 3 minuti. Li facciamo partire l'olio. E ora attendiamo, questo è il maiale, per cui deve Aspettiamo rimanere un rosa dentro, giusto, però si deve cucinare. E poi passeremo all'assaggio. All'assaggio. Quelli li potremo assaggiare perché nel frattempo si sono raffreddati. Quest'altro, però lo Giorgiani non vuole che se tu assaggi. Perché? Ah, perché lo Giorgiani mi è venuto in sogno stanotte. che Ma ha detto? anzi, fammelo dire al mio pubblico. Lo Giorgiani è venuto stanotte e mi ha detto, ma se tu non assaggi, perché? Chi lo ha detto? Io ho detto, l'ha detto la direzione. E allora dici, chi è il tuo direttore? Io ci ho detto tu, Giorgiani. E allora io dico che assaggi. Lui è il direttore, lo Giorgiani? Sì. Guarda che bel colorito che stanno prendendo, guarda. Ah, belle belle, belle belle! Desiree, lo facciamo un recap di tutto quello che abbiamo fatto? Non me lo ricordo più. E facciamo, abbiamo preso melenzane, broccoli, patate, cipolla, zucchina e peperone. Un insieme di E verdure fave secche. tagliate Fave secche. come a brunoise. Sì, più o meno, tanto le dobbiamo frullare. Le abbiamo fatte cucinare in padella senza niente, Con un solo po' in ultimo d'olio. abbiamo messo l'olio, Ok. poi le abbiamo frullate, le abbiamo rimesse dentro in padella, va bene? E poi che abbiamo abbiamo aggiunto fatto? l'amido di mais e le abbiamo stese. Va bene? Esatto. Però se volete anticipare questa cosa potete mettere del pangrattato, potete mettere anche un uovo che fa da legante. Per avere una lo consistenza, lo diciamo, stringete un poco di più, va bene? Solida. Sì. Invece questo è semplicemente del filetto di maiale tagliato Tagliato così. come se filetto di fossero maiale. dei bastoncini E e poi c'è il nostro must dell'impanatura. Ecco. Uova, farina, uova, pangrattato. Spegniamo il tutto e cara la mia Desiree, guarda che sono belli. Bene, Passiamo all'assaggio? io aspetterei un attimo. Aspettiamo un altro poco. I tovaglioli, guarda Desi, guarda, guarda. E voilà. Abbiamo fatto i tovagliolini a ventaglino. Belli, allora, Che dici, passiamo all'assaggio? direi di sì, Passiamo. Permette che la servo, Sì. signora? dai. Posso Iniziamo avere da questo quelli, onore? giusto? Prego. Bastoncini? Di verdure. È buono, che meraviglia. Ti piacciono? Una croccantezza, eh? Ne risponderai, sappilo, se lo No, fai non lo sto assaggiando. ne potresti rispondere. Stai masticando? No, Ti ho visto masticare. no. Regista, voglio questo file.
di questa registrazione. Ma che fai? Dai, Buoni però, eh? buoni. Passiamo a quello di maiale? Sì, Io ci vado. anch'io ci vado. Tu mi segui? Assaggia tu prima. Bollente. Bollente, bollente. È bollente. La direzione si arrabbierà, ma me la mangio. Sappi che questo è regalo aziendale. Sappi che questo è regalo... Non c'è il panettone quest'anno per te, Ragazzi, sappilo. se ci volete mettere anche un po' di limone, ci sta. Per me no, però ci sta. Ti sei giocato il panettone? Vabbè. Comunque buono, eh? La Buono, prossima. buono. Arrivederci. Arrivederci. Ciao! Bastoncini di verdure. Una melanzana, una cipolla media, 2 patate, una zucchina genovese, 3 ciuffi di cavolfiore, 100 g di fave secche o piselli secchi, 20 g di amido di mais, 50 ml di latte o acqua, olio di semi per friggere. Bastoncini di maiale, 500 g di coscia di maiale tagliata a bastoncini, 2 uova, farina, 00 e pan grattato.